Buon pomeriggio, bentrovati ad Anteprima Corner, il bilancio del fine settimana calcistico per le principali formazioni siciliane. Un bilancio certamente negativo, considerato che soltanto il Trapani è riuscito nell'impresa, diciamo così, di portare a casa 3 punti, mentre invece tutte le altre, a cominciare dalla Catania, Palermo e Messina, invece hanno perso, sono state sconfitte. Cominciamo come sempre con la Lega Pro, cominciamo con i risultati, vedremo anche la classifica del girone meridionale del campionato di Serie C. Eccoli qui, fra un po' vedremo i risultati, non sono questi, eccoli, adesso li vediamo, i risultati del 19° turno. Altamura Avellino è finita 3-1 per l'Avellino, Casertana 0 Trapani 1, Juventus Next Gen Messina 2-0, a Sorrento la Cavese è passata per 3-1, vittoria esterna del Crotone sul campo della Turris per 5-0, così come del Giuliano che è andato ad espugnare il campo della capolista Benevento 1-0 il risultato. Ha vinto anche il Potenza a Catania per 2-0, tante le vittorie esterne di questo turno. Il Monopoli ha regolato il Taranto 4-0, Foggia e Picerno è finita 1-0. Si gioca oggi Latina-Cerignola per completare la giornata, che è l'ultima del girone di andata. Vediamo allora adesso com'è la situazione in classifica. Possiamo osservare che il Benevento è in testa con 37 punti, seguito poi dal Monopoli, l'Avellino e il Potenza 32, a 31 il Cerignola, 29 punti per il Crotone, 28 Picerno e Catania, 27 Trapani e Sorrento, così come il Giuliano. Qui diciamo si chiude quella che è la zona dei playoff, poi la Cavese, il Foggia 24, Altamura 23, Casertana 20, Juventus Next Gen e Latina 17, Messina 16, Turris 11 penalizzato di 5 punti, il Taranto meno 10 chiude la classifica con 3 punti appena. Allora, cominciamo a parlare del Catania. C'è l'ennesima battuta d'arresto della squadra di Toscano, questa volta in casa, un'altra sconfitta. Brucia perché si pensava e si sperava in casa Catania di poter chiudere l'anno solare 2024 con dei buoni risultati davanti al pubblico amico, visto che c'erano 2 partite consecutive al Massimino. La prima è andata come è andata, cioè la sconfitta con il Potenza per 2-0, ma ancora una volta si sono viste, così come lo stesso tecnico toscano ha in qualche modo evidenziato, ancora le solite problematiche, soprattutto in fase offensiva. Ma adesso scricchiola anche la difesa, ci sono state un po' di topiche. Per parlare del Catania, come sempre, mi collego con Alessandro Vagliasindi. Buon pomeriggio Alessandro. Allora, un Catania che non solo non riesce a decollare, ma è un Catania che delude e adesso possiamo dire, diciamo, che vive una crisi per quanto riguarda la stagione in casa. Sì, Angelo, il bilancio è certamente negativo per quel che riguarda la partita di sabato, partita caratterizzata da degli errori macroscopici ad Amonis in testa, ma nel primo tempo il Catania aveva, secondo me, sofferto il palleggio del Potenza, non era riuscito a trovare le chiavi di volta per mettere la partita sui binari della supremazia. Queste considerazioni si legano poi a quello che è il cammino di questa squadra, che in tutte le circostanze in cui ha avuto l'opportunità di elevarsi insomma, da questa zona di centroclassifica ha sempre fallito le occasioni. Catania, che era reduce dal 5-1 di Taranto, aveva davanti queste 2 partite in casa per accorciare possibilmente le distanze al Benevento, e invece nella giornata in cui il Benevento ha perso in casa col Giuliano, il Catania non è riuscito appunto ad accorciare questa distanza, ed è un fatto ancora più grave perché se il Catania avesse battuto il Potenza si sarebbe messo a 6 punti dalla vetta, e con il rebus Turris, che ormai insomma è prossimo alla risoluzione, perché oggi scade il termine per i pagamenti degli stipendi, insomma tutte quelle che sono gli adempimenti federali per le squadre professionistiche, e se le notizie che girano da giorni dovessero trovare conferma,
la Turris quasi certamente verrà esclusa dal campionato e quindi il Catania avrebbe avuto l'opportunità di guadagnare altri 2 punti sul Benevento, che aveva battuto la Turris, mentre il Catania aveva pareggiato a Torre del Greco. Con la cancellazione di tutti i risultati dei Corallini, il Catania, battendo il Potenza e aspettando appunto l'esito della Turris, si sarebbe addirittura potuto mettere a 4 punti dal Benevento anziché restare a 9, con una ovviamente distanza importante. C'è da considerare un'altra cosa, Angelo. Il Catania alla 9ª giornata, dopo aver battuto al Massimino l'Altamura per 2-0, aveva 2 punti di distanza al Benevento. Il Benevento alla 9ª aveva 19 punti, era già capolista, il Catania ne aveva 17. Ora, nelle successive 10 partite questa differenza si è acuita di 7 lunghezze, e peraltro il calendario del Catania oggettivamente non è stato di coefficiente di difficoltà molto elevato, almeno per quelle che erano le partite in casa e le trasferte che attendevano i rossoazzurri. Quindi bisogna capire perché il Catania, quando ha avuto l'opportunità veramente di lanciarsi sulle posizioni che contano, ha avuto questo calo di risultati, di rendimento e di prestazioni. Ci sono 10 partite in cui il Catania ha accumulato 7 punti di differenza al Benevento, e quindi è in questo segmento della stagione che bisogna studiare cosa è accaduto, perché la dirigenza contro la Cavese intervenne Faggiano, sabato dopo la sconfitta del Potenza è intervenuto Grella, si trova costretta a ribadire dei concetti alla squadra che dovrebbero essere ormai arcinoti, visto che siamo alla fine del girone d'andata. Probabilmente, ma questo ovviamente ce lo dirà tra poco il mercato di gennaio, ci sono giocatori che non hanno la struttura soprattutto mentale per reggere la pressione del Massimino, e quindi si spiegano sicuramente con questo tipo di interpretazione i risultati deludenti che si susseguono ormai da diverse partite all'impianto di Piazza Sfedini. E qui ovviamente potrà intervenire soltanto la dirigenza in chiave di calciomercato. Comunque un'operazione del Catania è prossima a portarla a compimento, deve essere praticamente ufficializzata, è quella del portiere, legata all'arrivo del portiere Alessandro Farroni. Possiamo vedere la grafica, fra le altre cose, la scheda che abbiamo preparato per il portiere, per quello che sarà il nuovo portiere del Catania. Lo chiedo chiaramente alla regia, lo stiamo vedendo e lo possiamo anche commentare. Ecco, è un classe 97 di Spoleto, non è molto alto, 186 centimetri, è mancino e ha un dato di 102 presenze nei vari gironi della Serie C. Queste le squadre in cui ha militato più di recente: di Spesaro, Alessandria, Bari, Reggina, Juve Stabia e Matera. Il ragazzo è arrivato a Catania venerdì, dopo che si è appresa l'entità dell'infortunio di Claps Peters, un infortunio che lo terrà lontano dai campi a gioco per almeno 2 mesi. Tra l'altro l'abbiamo visto passare in mix zone dopo la partita col Potenza con stampelle e caviglia destra destro ingessato, quindi è evidente che il problema che gli è occorso durante un allenamento è un problema serio. Quindi il Catania, oltre all'infortunio di Betes, ma anche alla luce del rendimento più che deficitario di Adamonis, è corso ai ripari e ha preso e sta per ufficializzare appunto Farroni, che sembrerebbe già in condizioni di poter giocare da subito per lo stato fisico in cui si trova. Niente di strano che già domenica contro il Sorrento potrebbe addirittura esordire tra i pali. Allora vorrei sentire Toscano, che fa un accenno anche al mercato nelle sue dichiarazioni fatte sabato. Sentiamo un po' Toscano. In tante partite potevamo fare qualcosa in più e raccogliere qualcosa in più, quei 3-4 punti in più sicuramente. La crescita, l'ho detto sempre,
Le situazioni che ci hanno penalizzato sono state tante, infortuni, la mancanza soprattutto di tanti elementi che potevano far alzare il livello degli allenamenti, la competitività. Questo è stato il processo di crescita che un po' rallentato, però in questo momento devo pensare a tirare il meglio dal gruppo che ho a disposizione. Poi il mercato di gennaio vedremo dove intervenire, perché c'è da migliorare tante cose. C'è da migliorare tante cose, dice Toscano, evidentemente hanno già individuato, ma in qualche modo tu dicevi già che ci saranno degli interventi sul mercato, a cominciare da quello che abbiamo visto, il portiere che sarà ufficializzato con ogni probabilità nella giornata di domani. La grafica sul flop, sì? Sì, a questo punto dico, non è escluso che portieri ne arriveranno due, cioè oltre a Farroni io credo che Adamonis insomma sarà destinato ad altri lidi, e quindi arriverebbe secondo me anche un altro portiere, in attesa poi di capire i tempi effettivi di recupero e di ritorno all'attività agonistica di Clubs Better. Sì, volevo vedere con il supporto della grafica diciamo il flop del match di sabato. L'abbiamo evidenziato come evidentemente non sia la sua migliore stagione quella che sta vivendo qui a Catania per Adamonis. Assolutamente no, Angelo. Non è tanto il dato degli 8 gol subiti nelle ultime 5 presenze in campionato, ma è proprio l'atteggiamento. Sembra mentalmente distante dalla realtà di Catania, proprio l'atteggiamento. Sono anche quei dettagli che ho avuto modo di constatare in chiave diretta durante le partite allo stadio, e probabilmente, ma questo lo abbiamo evidenziato anche nelle puntate scorse di Corner, la gestione dei due portieri a un certo punto della stagione è stata, a mio avviso, rivedibile, perché si è creata insomma un po' di confusione e non ne hanno beneficiato sicuramente né Peters né Adamonis, ma evidentemente Adamonis è quello che ha risentito di più di questa alternanza dei due portieri a difesa dei pali del Catania. Ci fermiamo, Alessandro, almeno per il momento. Ci ritroviamo stasera 20:45 su Telecolor, sì? Sì. Stasera abbiamo preparato un consuntivo legato al girone d'andata che si è concluso, con delle slide direi interessanti, soprattutto una che ci farà un po' capire, rispetto a quello che era il disegno tattico di questa squadra a inizio campionato, quello che poi materialmente ha potuto utilizzare Mimmo Toscano in questo girone d'andata. Comunque stasera entreremo nel dettaglio. Bene, grazie Alessandro, ci fermiamo qui, a fra pochissimo perché continueremo a parlare di calcio siciliano con il Palermo. Andremo adesso in Serie B da Marco Gullà per capire che cosa succede alla squadra di Dionisi. Restate lì, torniamo subito. Allora, da Catania adesso andiamo a Palermo, dove i problemi sono pressoché identici, con una squadra, quella di Dionisi, che non riesce a prendere il passo giusto e che ormai quasi alla fine del girone di andata si ritrova fuori addirittura dai play-off. Buon pomeriggio a Marco Gullà. Buon pomeriggio Angelo, buon pomeriggio a tutti. Allora Marco, Dionisi è conscio, insomma in qualche modo ha fatto capire che così non può andare, non si sta andando da nessuna parte e probabilmente incomincia a capire che la sua panchina scricchiola da qualche parte. Bisognerà vedere quali saranno poi le decisioni prese dal City Group. Però il Palermo che non riesce a vincere in casa, il Palermo che perde anche malamente alcune partite, che magari in alcuni tratti non meriterebbe, diciamo, di perdere nel complesso. Però il dato di fatto è questo, è una squadra che costretta ad inseguire quasi sempre, è una squadra che sta faticando parecchio. Sì Angelo, il Palermo ha perso il GPS, diciamo così, il suo navigatore, una squadra ormai in balia
degli avversari, delle onde, è una squadra che appunto non riesce a ritrovare neanche se stessa. Ieri è stato un ennesimo test che un po' abbiamo anche visto nel corso della stagione, quindi una squadra che subisce gol, poi in parte reagisce, ma subito dopo poi incassa il colpo del KO. Lo ha incassato questa volta proprio nei minuti finali. A dire il vero, ieri la sconfitta è abbastanza meritata, perché per quello che si è visto in campo il Palermo era una squadra molto caotica, confusionaria, una squadra che andava sì all'arrembaggio però senza avere una traccia di gioco e una traccia di identità, mentre il Catanzaro, certo non è il Sassuolo, non è una squadra schiacciasassi, però quantomeno aveva un'organizzazione di gioco, ha dei calciatori, soprattutto lì in avanti, che da un momento all'altro riescono sempre a risolverti la partita, come Biasci, come Iemmelo, che comunque ieri non ha segnato. Il gol finale lo ha fatto Pompetti, ma è un Catanzaro coriaceo, una squadra pratica che probabilmente andrà anche a qualificarsi per i playoff se continuerà a giocare in questo modo. Il Palermo invece è una squadra assolutamente sfilacciata. Ieri c'è stata un'aperta contestazione da parte del pubblico nei confronti del tecnico Dionisi, dell'amministratore delegato Gardini e poi anche del DS De Santis. È la prima volta in questa stagione che il pubblico appunto volta le spalle alla società e soprattutto la contesta apertamente per l'operato fino adesso fallimentare, come è stato scritto anche in uno striscione. Per quanto riguarda Dionisi, invece, anche lui ovviamente in questi casi, quando la squadra ovviamente non raggiunge determinati risultati, il principale responsabile è l'allenatore, e Dionisi le colpe ce le ha, innanzitutto perché il Palermo gira a vuoto, due perché comunque ha snaturato anche alcuni calciatori. Ad esempio ieri abbiamo visto un folle esperimento tattico con l'Eduaron, che nel suo curriculum ha sempre fatto l'attaccante, ma che ieri per alcune fasi della partita addirittura ha giocato a centrocampo, così come Di Mariano, che invece dovrebbe essere un esterno che salta l'uomo, che crea gioco, ma ieri in parte ha giocato anche insomma all'altezza quasi delle panchine. Quindi il Palermo ha anche dei difetti legati soprattutto a delle scelte poco razionali. Penso anche a Ranocchia, giocatore che l'anno scorso, quando è stato acquistato, era assolutamente un punto di forza del Palermo, segnava, scodellava palloni assolutamente invitanti in aria. Adesso invece gioca da playmaker, da regista, e i risultati sono ovviamente non brillanti. Quindi sicuramente Dionisi ha delle colpe, però il City Group, che in questo momento ha altri problemi, perché il Manchester City, che poi è la regina della galassia, non sta assolutamente facendo bene, e quindi insomma in questo caso la società del City Group sta pensando principalmente al club di prima fila che agli altri, tra cui il Palermo. È ovvio che in questo momento c'è un silenzio assordante sulla squadra e anche sull'allenatore, che sappiamo benissimo che quando l'elettroencefalogramma è piatto come quello che in questo momento ha il Palermo, l'unica scossa che si può dare è l'esonero del tecnico, non che gli stiamo augurando insomma a Dionisi il suo licenziamento, questo no, però è ovvio che nel calcio sappiamo benissimo che le dinamiche sono queste. Allora, sentiamo le parole di Dionisi e poi ci concentriamo sul prossimo avversario, la prossima partita alla quale fa anche riferimento in questa intervista Dionisi. Sembra sulla carta impossibile per la squadra rosanero. Sentiamo. Sì, è una partita difficile, ad oggi sembra Mission Impossible per tutti, è una squadra che viaggia a un regime doppio al nostro, perché noi abbiamo fatto 21 punti, non ne hanno fatti 40, hanno giocatori di Serie A nella rosa, è una squadra destinata a tornare in Serie A, però non partiamo battuti, dobbiamo ripartire con carattere, non guardando a quello che è stato oggi, o perlomeno prendere i lati positivi e negativi e migliorare i negativi, perché questa prestazione, se non è bastata per vincere con Catanzaro, non basterà per fare risultato con Sassuolo. Far di più come numeri è difficile, poi dopo però i numeri devono tornare e non stanno tornando, perché se guardiamo la classifica i gol fatti sono pochi, i punti sono pochi, le sconfitte sono troppe. Insomma, Dionisi capisce che il momento della sua squadra non è certamente idilliaco. Prossima partita con il Sassuolo c'è poco da dire, nel senso che c'è una squadra che, vediamo anche alla classifica, sta sola là al comando. Forse meglio non vederla. Meglio non vederla, però guardiamola, dai.
Che cosa succede? Il Sassuolo è primo, 40 punti, Sant'Angelo insomma, viaggia ormai spedito verso la Serie A, difficilmente il Sassuolo non centrerà questo obiettivo. Insomma, la prossima partita è certamente proibitiva, sto usando un eufemismo, il Palermo dovrà giocare appunto, poi ovviamente in Serie B, attenzione, tutto è possibile, ovvio che il Palermo non parte però è con il i doppio favori dei punti del pronostico, Palermo il questo Sassuolo, sicuramente. Marco, cioè praticamente ha quasi il doppio dei punti. Sì, in effetti sì. 19 punti in più che potrebbero essere 22 qualora appunto il Sassuolo vincesse appunto la gara contro il Rosanero. Staremo a vedere, Angelo, è una partita molto delicata perché credo che in questo momento, al di là del silenzio assordante della società nei confronti proprio del suo allenatore Dionisi, io credo che qualche riflessione la stanno facendo un po' tutti. Ovvio che in questo momento l'allenatore resta saldamente sulla panchina del Palermo, scricchiola, c'è qualche bullone in meno, ma fino a fine anno, quindi fino all'ultima partita dell'anno, che è il 29 di gennaio sul campo del Cittadella, Dionisi resterà l'allenatore del Palermo. Poi ci sarà la sosta natalizia e lì probabilmente si farà quadrato. Grazie Marco Gulà, buon lavoro, ci racconterai l'avvicinamento del Palermo alla sfida con il Sassuolo. Noi adesso ci fermiamo, dopo torneremo a parlare di Serie C, andremo a Messina e a Trapani. A fra pochissimo. Eccoci all'ultimo segmento di Anteprima Corner, allora colleghiamo subito Sergio Colosi a Messina. Buon pomeriggio Sergio. Ciao Angelo, buon pomeriggio. Grazie Sergio, vedo anche Franco Cammarasana, do anche lui il buon pomeriggio. Benissimo, buon pomeriggio allora anche a te. cerchiamo di raccontare che cosa sta succedendo. Intanto a Messina non è successo nulla di quello che si era detto, Sergio. Non è successo nulla né sul campo, perché il Messina ha giocato una modesta partita di Serie D contro la Juve Next Gen, una partitaccia. Nel primo tempo non era dispiaciuto tutto sommato, ma nella ripresa, al primo episodio negativo, una squadra che poi crolla, non ha spina dorsale, non riesce a emergere, a troppi ragazzi, non ha qualità, non ha brillantezza, è una squadra veramente mediocre e modesta, e la classifica nello specchio appunto di quella che è la squadra di Giacomo Modica. È bastato un ghanese di 21 anni, Afena Jean, entrato dalla panchina per spezzare questa partita con il Messina, che non è riuscito dopo un buon inizio nel primo tempo, in alcune occasioni, ma è una squadra che davanti non ha quello spessore tecnico per poter trarre profitto poi da quello che è il volume di gioco che esprime. Nella ripresa, alla prima o seconda occasione, è arrivato poi il vantaggio della Juve Next Gen, che l'ha legittimato nella ripresa. Questo per quanto riguarda ovviamente il risultato del campo. È uno scontro salvezza molto importante, perché la Juve adesso ha 17 punti in classifica, il Messina è stato scavalcato a quota 16, ma oggi è una giornata importante perché si pagano gli stipendi e riflettori puntati sulla Turris e sul Taranto. Per il Messina non ci saranno problemi, questo almeno in questo è quello che trapela dalla società di Sciotto. Sotto questo profilo almeno non sono previste novità in negativo. Per il resto invece è una negatività assoluta. Questo club giallorosso che non ha né capo né coda, non ha più un direttore sportivo, con Pavone che è passato al Trapani, e soprattutto le prospettive sono davvero pesanti, anche perché bisognerà vedere quello che arriverà dagli stipendi con Taranto e Turris, perché ricordiamo che il Messina contro queste due squadre ha conquistato 6 punti, per cui se non dovessero essere confermate le due formazioni, se non dovessero rimanere nel campionato di Serie C, se dovessero essere escluse, e i grossi rischi ci sono per la Turris ma anche per il Taranto, il Messina potrebbe addirittura scendere a 10 punti. Allora Sergio, sentiamo Angelo Costa, che è un dirigente del Messina, vediamo cosa ha detto in conferenza. Chi ama il Messina, questo non è il modo di amare il Messina, perché tu puoi contestare, vieni allo stadio, puoi contestare, però non mai scendere sul personale delle persone, perché tutti ci abbiamo messo la faccia, sempre, in primis il mister, io, e sappiamo quello che facciamo. Ne eravamo fenomeni l'anno scorso e neanche siamo diventati stupidi e asini quest'anno. Sono delle condizioni diverse, sappiamo quali sono
le problematiche, sappiamo su cosa dobbiamo intervenire, però se a tutto ciò continuiamo a non voler bene il Messina, perché questo non è voler bene al Messina. Voler bene al Messina è capire che ci sono delle difficoltà. Allora, ci sono delle difficoltà, si evince chiaramente da tutto quanto sta accadendo. Abbiamo 30 secondi, Sergio, per chiudere. Abbiamo parlato degli stipendi, a Messina non ci sono problemi, però la Turris e il Taranto potrebbero averli. Invece il prossimo impegno? Il prossimo impegno è a Potenza, domenica prossima alle 12:30 contro il Potenza, prima giornata di ritorno, gara davvero difficile, un frame proprio un attimo soltanto su Angelo Costa, che da grande vorrebbe fare il direttore sportivo del Messina, pensa che venerdì prossimo avrà gli esami e lui auspica di poter fare il mercato del Messina. Già soldi non ce ne sono, poi vai a mettere un dirigente che si è comunque presentato male, perché non deve certo spiegare lui né ai tifosi né agli addetti ai lavori come bisogna comportarsi, anche fin troppo educatamente come hanno fatto i tifosi del Messina, che in silenzio stanno subendo questa situazione da parte della presidente Sciotto, ed è venuto fuori Angelo Costa in queste dichiarazioni che certamente potevano essere risparmiate. Il Messina ha fatto tanto silenzio stampa, poteva proseguire visto i contenuti che sono stati espressi. A te, Angelo. Grazie Sergio, buon lavoro, vedremo come finirà, buon pomeriggio. Quali saranno le novità. Andiamo a Trapani, la cura Ezio Capuano funziona, è arrivata subito la vittoria. A quanto pare sì, era la prima di Capuano sulla panchina del Trapani, dopo 25 anni è stata positiva, una vittoria. Il Trapani veniva da 2 sconfitte consecutive, l'ultima in casa contro il Benevento, contro una squadra casertana che era reduce da 7 risultati utili, fra l'altro reduce anche dalla vittoria a Crotone. È stato un Trapani diverso non tanto nel modo di affrontare la partita, sempre un Trapani aggressivo, però impostato diversamente da Capuano, con un solo centravanti, con una sola punta, Lescano, tanto per cambiare, è stato lui l'autore del gol vittoria, adesso è arrivato a quota 15. Diceva ieri Capuano che è stato presentato alla stampa soltanto ieri assieme al direttore sportivo Pavone, che Lescano è un giocatore che con la Serie C ha poco a che fare, insomma, se tuttora gioca in Serie C è solo per colpa sua, ma è un giocatore a cui Capuano intende affiancare qualche altro elemento in sede di calciomercato. A differenza di quanto aveva detto il presidente qualche settimana fa, non ci sarà una rivoluzione nell'organico, ma degli aggiustamenti, sicuramente un difensore, un centrocampista, probabilmente un'altra punta, anche se si spera in un recupero di Zuppel, che è un altro attaccante che adesso da diverso tempo è infortunato, ma che è sulla via del recupero. Cosa ha detto ieri Capuano, che per la prima volta ha incontrato i giornalisti? Ha detto: non vi aspettate un calcio spettacolare, per lo spettacolo andate al circolo, il Trapani ha bisogno di punti, di essere essenziale, lo si è visto già sabato a Caserta, praticamente ha giocato con una sola punta e poi con 2 giocatori, Canotè e Bifulco, un pochino che gli facevano da spalla, e questo un pochino, ripeto, quello che probabilmente vorrà anche attuare nelle prossime partite, fino a quando, ripeto, l'organico non sarà integrato. Il Trapani, fra l'altro, la prossima partita in campionato la giocherà lunedì prossimo in casa col Foggia, ma sarà impegnato dopodomani sera ad Arezzo, dove giocherà per i quarti di finale di Coppa Italia. Una partita difficile perché l'Arezzo è quarto in classifica, una delle squadre più forti del girone B. Ieri ha vinto 4-2 contro la Pianese, e comunque anche in Coppa Italia il Trapani vuole proseguire in maniera positiva il suo percorso. Vediamo, ovviamente ancora è troppo presto per vedere il Trapani formato Capuano, però già sabato scorso a Potenza si è visto una squadra più compatta, che copre meglio gli spazi e così via. Vedremo, ripeto, nelle prossime partite quello che il mercato
campionato, e un pochino l'idea di Capuano ci farà vedere, sarà sicuramente un Trapani un pochino diverso rispetto a prima. Grazie allora anche al nostro Franco Cammarasana, ci racconterai del Trapani anche in Coppa Italia. Ancora una volta un ringraziamento a quanti chiaramente hanno lavorato oggi per questa trasmissione, a partire dalla regia, dai tecnici, dai colleghi con cui ci siamo collegati per la trasmissione. L'appuntamento è alle 20:45 su Telecolor per Corner versione estesa, focus sul Catania, la crisi del Catania dopo la sconfitta in casa contro il Potenza. A tutti voi l'augurio di una buona giornata.